Cominciamo. Prima dico una cosa, l'unica che dirò in dialetto toscano. Io mi metterò in modalità feltrina, quella del me pare, del me mare, e dopo il resto lo capirete perché parleremo l'unica lingua veneta con le inflessioni locali e poi tutto verrà spiegato durante il corso. Qui la mia parte di dialetto toscano per oggi è finita. Ancora un attimo che devo preparare l'introduzione. Bene, io sono pronto, mi sono pronto quando che volete. Buondì e benvenuti tutti quanti a sta prima conferenza stampa in lingua veneta che si tiene qua a Palazzo Ferrofini. L'occasione per presentare l'iniziativa di legge che mi e Riccardo Szunski avevamo proposto per la valorizzazione e la promozione e la tutela della lingua e del patrimonio culturale veneto. Non solo che la lingua veneta, ma anche il patrimonio culturale. Tra le altre robe si propone il 17 di Jenaro Sant'Antonio Abate come giornata per ogni anno celebrare la ricorrenza e promuovere in tutte le scuole, in tutte le associazioni, in giro anche nelle istituzioni comunali questa attività che è fondamentale per arrivare dopo a far cosa? A ottenere il riconoscimento ufficiale della lingua veneta come minoranza linguistica della Repubblica Italiana. Perché forse non lo sapete, ma la Repubblica Italiana la riconosce già 12 minoranze linguistiche e le finanzia. E il paradosso è che proprio sta settimana qua in Consiglio regionale abbiamo mandato avanti un provvedimento che in Veneto finanzia con 2,5 milioni di euro all'anno le minoranze linguistiche in Veneto, come il ladin, il furlan e il cimbro. E è un paradosso perché il veneto, che è una lingua, non le riconosce e invece si riconosce, si finanzia con fior de schei altre minoranze linguistiche che ha tutta la dignità di essere aiutate, ma vi rendete conto voi altri stessi. Mi Riccardo, al primo bilancio che si è approvato, dovesse fare i salti mortali per fare avere qualche decina di migliaia di euro alle associazioni di cultura veneta. Per esempio, ho caro citare, visto che ancora si parla di lingua, l'Accademia La Buona Creanza sono riuscita a fare arrivare una cifra che non aveva mai mandato nessuno e continuerò negli anni, perché il lavoro di valorizzazione e di insegnamento della lingua veneta è fondamentale per riscoprire quell'identità che ne viene negata. Allora, ancora, si trae spunto da due elementi che mi ha fatto venire questa idea. Uno è Michele Brunelli, che intanto invite qua a sentarsi del fianco di me. Michele, che là scrivesse un manuale grammaticale del Veneto e delle sue varianti. Prego Michele, se volete anche fare un applauso. Per chi che non lo conosce, lui è laureato in lingue e scienze del linguaggio proprio qua a Ca' Foscari a Venezia e l'ha anche un dottorato di ricerca all'Università di Amsterdam, linguista che ha fatto consulenze anche per altre regioni e che è una persona particolarmente esperta e un grandissimo amante del Veneto, della sua storia e della sua cultura, come tutta la sua famiglia. D'altra parte, chi che non lo sa, suo padre è quel che aveva fatto le parole sull'area del Giudita Triumphans, di quel che è il nostro inno provvisorio in attesa dei tempi nei quali l'inno sarà ufficiale. Quindi la prima occasione è stata l'edizione di questo manuale grammaticale del Veneto e delle sue varianti. L'altro è un episodio più curioso che mi ha segnalato l'avvocato Renzo Fogliata, che dopo farà un intervento,
mi ha mandato un messaggio in WhatsApp, come che si fa tante volte durante il dì fra tutti quanti. Mi ha mandato un messaggio che era un video messaggio dove che la sindaca di Genova, Silvia Salis, in sede istituzionale, con tanto de fascia tricolor indosso, l'ha fatto un intervento in genovese. E mi ha viene subito i 5 minuti di no, pian, allora, se la sindaca di Genova, la Pol, in sede istituzionale parlare in genovese, tra gli applausi della sinistra di cui dirivo costruirla come la nuova stella polare, che per quanto mi sembra strano non sono de manco perché sono consigliere regionale del Veneto, può fare la stessa roba. E allora immediatamente si è messo in piedi sta conferenza stampa che prende spunto da la proposta di legge per la valorizzazione della lingua veneta, per presentare il manuale grammaticale, ma anche per riunire il mondo identitario veneto che ultimamente si è disperso. Questa è l'occasione a livello istituzionale di catarsi per darsi appuntamenti ulteriori per riscominciare un cammino insieme con l'appoggio e il supporto del Consiglio regionale, perché noi altri per 5 anni saremo assolutamente a disposizione di chi che ha l'animo di costruire insieme, evitando polemiche baruffe in senso positivo, per cui chi che volerà essere da noi altri troverà sempre una sponda disponibile, anche concretamente come si ha dimostrato in sede di bilancio. Allora, Michele Brunelli, la domanda più immediata, la prima domanda che si fa davanti a un libro è il titolo. E il titolo è Manuale grammaticale del Veneto e le sue varianti. Tite sa che la prima obiezione che fa a quei che non vuole riconoscere la lingua veneta è ma qual è il Veneto? È il bellunese, è il veronese, è il visentin, è il veneziano? Cosa se che risponde a questa domanda? Sì, buongiorno. Intanto grazie a tutti quanti e grazie ovviamente anche a te per questa possibilità. Sì, di fatto questa domanda che si fanno altri spesso e volentieri è la stessa domanda che si è fatto altri popoli nella storia. Perché il problema di avere tante varietà non è un problema solo del Veneto. Ok? Che è in inglese, che è in spagnolo, che è in catalano, che è in portoghese. La differenza è, potremmo dirlo un po' forse la visione del mondo che avevano altri. Faccio un esempio ma molto facile, giusto per capire. Visto che lui parla Feltrin e mi no, vi avrei accorto che lui dice finanziar, no? Cinque, magari in Veneto centrale, come può essere a Bassama, dico anche a Padova o Vicenza, diciamo magari finanziar, cinque, eccetera. E questo è un po' di guardare una qualunque. Se te mi permette, all'Onigo e a Colonia Veneta, che era dogato, addirittura gli dice 5 ceste de zeole marze. Esatto. E allora, in spagnolo succede una roba molto simile, cioè il numero, questo, 5, lui lo scrive con una lettera, scrive 5, come se lo dovessimo leggere all'italiana, diciamo, no? Però lui sa che quella C la dice th. E che se vado a Spagna ovviamente, ma dico che c'è una parte di spagnolo che dice 5, come potrebbe dirsi in Feltrin, e che ne è una buona parte che dice 5, come potremmo dire. Non mi pare che questo sia un problema per la lingua spagnola, dicevo altri, ma non vedo nessuno al mondo che dice lo spagnolo non esiste, o qua è lo spagnolo, eccetera. Quindi credo che con questo esempio, ma si potrebbe fare anche altri, ma dico andiamo semplici, no? Credo che seguimo già risposto. Quello che ha fatto gli spagnoli, ma ripeto, in modo diverso che ha fatto i catalani, in modo diverso ancora, ma sempre con lo stesso diciamo, approccio, con lo stesso modo di vedere che ha fatto anche in Portogallo, se sta a dire, ok, vediamo di mettersi d'accordo, cattiamo fuori 1, 2, 3 lettere, quelle che ne serve, che per la nostra lingua è utili, se mettiamo d'accordo e dopo scriviamo in un modo che se uno vuol dire th e dice th, se vuol dire s e dice s, ma a parola scritta a sequea. Perché? Perché se vogliamo veramente portare il Veneto, e qua faccio un passo in più rispetto alla domanda, però dico, se vogliamo veramente
che la nostra lingua venga usata, okay? Bisogna anche andare fuori dal parlare. Mi faccio un lavoro dove, che so, tutto il giorno drio un schermo di un computer. Che sarà gente che non ha schermi di computer ma che fa contratti, che sarà gente che non fa contratti ma ha da scrivere cartei stradali, che sarà gente che non scrive neanche cartei stradali ma magari vuole mandarsi un biglietto di auguri e magari ha il correttore sul telefono. Quindi il fatto di catare un sistema, diciamo, di scrittura che possa farne andare d'accordo sostanzialmente, dove d'accordo vuol dire non te che da rinunciare al tuo modo di parlare, ti parla come che ti parli, mi parlo come che parlo, ma se abbiamo per caso da fare una roba scritta, abbiamo il mezzo, abbiamo il strumento per farlo. Questo è molto importante da un punto di vista di promozione, di portare avanti la lingua. Su sta roba ricorda che torno dopo, perché ho da farti una domanda estremamente specifica e attuale che riguarda la costruzione di una lingua moderna. Ricordate, perché dopo ho da farti questa domanda. Allora, te mi ha anche offerto l'assist per introdurre il primo ospite. Te ha parlato dell'esigenza di adoperare anche fuori dal contesto familiare la lingua. Per esempio, qua, anche per me è un faro, oltre per essere stato predecessore in Consiglio regionale della mia persona, Ettore Beggiato, che lei da tanti anni che fa conferenze in giro, sempre in Veneto. Prego, Ettore. Grazie di essere venuta a Venezia e mi deve dire grazie per tante robe. Stasera mi so che là da andare all'Aste Basse, ed è l'Alto Vicentino, no? L'ultimo comune prima del confine. Ettore le cosita, lei indefesso, le anni e anni e decenni che va in giro a portare avanti i nostri valori, la nostra cultura, quel che se vorrei anche tornare a essere. Vorrei farti subito una domanda. Appunto, ti da tanti anni ti tieni in conferenze storiche parlando regolarmente in lingua veneta. Te sei tu mai in difficoltà a farti capire per il fatto di essere a Padova, a Verona, a Belluno, a Treviso, a Pordenone o a Venezia? Buongiorno a tutti, intanto e grazie per questo invito, per questa opportunità. No, non mi sono mai trovato in difficoltà. Ieri sera già era Beu, stasera sono appunto alla Ste Basse, ma in tutti i posti dove che sono là, e vi assicuro che ci sono tanti e tanti, mi non ho mai problemi, ma ho problemi di farmi capire e di capire qui che mi fa domande, nel senso che abbiamo la fortuna di avere una lingua come la nostra, che ha una base qui che sa, dice una coinè, che è comune. E quindi c'è sì qualche piccola variante, ma se mica sono a Vicenza dico oio e un veneziano dice oggio, ma se capiamo lo stesso, è inutile che gli ultras anti-veneti continuano a lavorare a queste piccole stupidaggini, scusami. Perché se vediamo, come che giustamente diceva Michele, tutte le lingue che hanno varianti anche più importanti, la stessa lingua italiana, c'è qualcuno che lo chiama papà, ma ce ne sono tanti altri che lo chiama babbo, e fra papà e babbo c'è una gran bella differenza, ma nessuno si permette di dire che l'italiano esiste, per Dio. Quindi, e invece qua nel Veneto abbiamo anche tanti veneti, questo che ne fa incanare, che i primi che sono i nostri nemici, i primi che diventano ultras italianisti, e questa è una roba che non stanno insieme. I primi nemici degli altri veneti, che i veneti italianizzati, scusami, ma se così bisogna che lo diciamo, dopo tanti anni bisogna dirlo a chiare lettere. Grazie. Fa bene a invitarti, perché sempre aria fresca. Se non mi sbagli, tra l'altro, sei anche presidente onorario dei Veneti nel mondo, giusto? Te ha girato per tutte, te sei stata a incontrare comunità dei Veneti in America, in Australia, in Istria, in Dalmazia, sempre parlandoti la nostra lingua. Ne descrivi tu la tua esperienza, e se ti, incontrando tutta questa gente, te aveste l'impressione di avere a che fare con i
residenti della porzione di Repubblica Italiana delimitata dai confini amministrativi dell'ente regionale Veneto, o se invece te appares di parlare con i fioi e con i discendenti di un popolo millenario, con la sua cultura, la sua mentalità che si conserva generazione dopo generazione? Ma guarda, lei che parlo del mondo dell'immigrazione mi viene sempre pendeoca, perché specialmente l'esperienza che ho vissuto tanti e tanti anni fa e che continuo e ho la salute e la voglia ancora di continuare a andare su e su per il Brasile. Beh, quello che si vive in Brasile c'è qualcosa che non si può descrivere. Mi sono andato la prima volta nel 1993 e ripeto, c'è un'esperienza straordinaria. Guardate che in Brasile, all'interno dell'Università Federale, che ha qualcosa come 30-40 mila allievi, che c'è corsi di lingua veneta. In Brasile fa loro libri di storia, di cultura, di grammatica, che è roba che viene prodotta tutti i giorni, non c'è chi sia là chi canta sul ponte di Bassano, no, scrive le poesie, scrive le canzoni, fa la messa in Veneto e ora bisogna anche domandarsi se è permesso che un Veneto per sentire la messa nella sua lingua ha da fare 10.000 chilometri. Sarebbe più giusto che facesse la messa anche qua da un altro in Veneto. Ma in Brasile tutta la messa viene in Veneto. Perfino il Vangelo è stato tradotto nella nostra lingua. E così in tutte le altre comunità. E guardate, scusami se va un pochettino a lungo, che come che si diceva prima, è vergognoso che la nostra lingua non sia tutelata e riconosciuta dallo Stato italiano, dell'espressione geografica chiamata Italia, perché in giro per il mondo, in Brasile, il Veneto brasiliano o italiano è riconosciuto dal governo federale del Brasilia, è patrimonio immateriale dell'intero Brasile, e l'italiano è la seconda lingua più parlata dopo il Brasile. Qua a un'ora di strada la Repubblica di Slovenia riconosce l'Istro Veneto, la Repubblica di Croazia riconosce l'Istro Veneto. L'altro dì, non anni fa, ma qualche giorno fa, in Croazia ha riconosciuto perfino, no, giustamente, il fiumano, che è la lingua che si parla a Fiume, che fa parte sempre della nostra lingua e che quando andiamo a Fiume si capiamo perfettamente, nonostante quello che voi fanno credere gli ultras italianisti. No, come qua fra noi altri, la stessa roba, esatto, no? Esatto, e quindi che questo sentimento di appartenenza che continua a essere fortissimo in tutte le nostre comunità del Veneto, dei Veneti in giro per il mondo, ma è lo stesso sentimento che sentiamo a Arborea. Ricordiamoci anche di questa isola nell'isola sarda come Arborea, dove chi continua a fare festa, domani fa festa anche ora per San Marco e continua a parlare, e fa la festa del poeta e continua a parlare la nostra lingua. Non parliamo di quello che succede in Istria, che domani a Piemonte d'Istria che c'è l'erogazione per San Marco. E questo cosa vuol dire? Che siamo tutti fratelli dello stesso grande popolo, nonostante quello che disperatamente a partire dalla scuola italiana vuoi farne credere. No, è così e siamo qua in tanti per dire questo. Appunto te cita San Marco, visto che dopodomani è la festa del patrono. Domani, scusami, sapevo perché ho detto dopodomani, perché sono ancora fermo il comunicato che ho dirà ieri. Ieri era San Dordi. San Dordi per i catalani è il patrono, e quando che mi spiega che noi altri per andare il dì di San Marco in piazza San Marco alla Basilica di San Marco dove nelle reliquie di San Marco col gonfalone di San Marco noi si ha problemi che ne fermi ne identifica e vuol disperderne e ne dice ma neanche durante il franchismo è successo queste robe a noi altri. Per cui noi altri non sono gente che pianta casini di natura, però la fermezza di essere disponibili a testimoniare l'appartenenza a un popolo, il popolo di San Marco. Guardate che qua fuori, che ne Calle Larga 22 di marzo. Il 22 di marzo Daniele Manin l'aveva proclamata la Repubblica di San Marco nel 1848. Avevano consiglieri regionali che nega l'identità veneta e viene
in Consiglio regionale passando per Calle Larga 22 marzo. È una roba ridicola, ma insomma e il problema è proprio la scuola. Sapete che neanche in questo momento un'iniziativa di legge popolare che si può firmare online volendo, anche in qualche comune, mi pare a Venezia sì, mi pare, per introdurre l'insegnamento della storia regionale in tutte le scuole, perché la storiografia italiana risorgimentale la vuol negare tutta l'esistente preunitario, e questa è una carenza culturale grave. Non si ha da aver paura di confrontarsi con la verità. Chi che ha paura evidentemente ha qualcosa da nascondere. All'ultima domanda, che c'è qualche cronometro che è incipiente altrimenti. Anche a te come me te scrivesti diversi libri e ti ha toccato scriverli in toscano, ovvero in italiano, no? Te manca una lingua veneta scritta, codificare, riconoscesta, magari insegnare in le scuole, come che succede dove che le minoranze linguistiche le tutelate dalla legge? Sì, la manca, lasciami fare una premessa, ciappando spunto anche da quello che ti hai detto te. Ecco, noi altri, giustamente ti hai detto che i veneti non è un popolo che fa casini, in effetti la c'è proprio così, siamo anche massa pacifici, ma non siamo neanche dei nostalgici, cioè qua non è nostalgici che dice che bello che era il tempo andare, no, siamo tutta gente che vive con i piedi per terra e che lotta per riappropriarsi di quello che sono i nostri diritti e la nostra identità. Il discorso della lingua scritta, in effetti, mi credo che sia soprattutto un ostacolo dentro di noi altri, un ostacolo culturale, perché noi altri stessi abbiamo ancora delle riserve che nasce dall'impostazione colonialista, perché bisogna dire chiaramente, impostazione colonialista dello Stato italiano, della scuola italiana, della cultura italiana, del mondo dell'informazione italiana, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi noi altri non siamo riusciti ancora a liberarsi del tutto dei 160 e passa anni di imposizione colonialista, nel mio caso dei 70 e passa anni di martellamento colonialista che parte dall'asilo, i maestri che ti dava i paghe sue masse, ti parlavi in Veneto, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo la mia generazione ha subito e anche a tante altre generazioni, bisogna che se lo ricordiamo e che lo denunciamo. E da questo nasce sto problema che abbiamo, che ha per esempio tanti nel parlare veneto, perché bisogna che se lo diciamo, magari quando si fuori, quando si al bar, eccetera, parla veneto, così in consiglio si blocca e non riesce più a parlare veneto, se a un convegno si blocca e non riesce più a parlare veneto, perché grazie, Gasè purtroppo a monte tutta questa imposizione che tutti noi altri subiamo, e così lo subiamo anche per quanto riguarda scrivere. Questo è un problema, però anche qua un po' a volta mi vedo che anche su internet c'è tanti gruppi che scrivono solo che Veneto e se capiamo benissimo e vi è fuori discussione di gran livello, quindi c'è un cammino, se vogliamo, anche lungo e difficile, ma anche qua basta tenere duro, perché beh ormai il futuro è nelle nostre mani e mi continuo a essere molto ottimista. Ettore, grazie infinite. Te sei come sempre de stimolo e di esempio, ti ringrazio personalmente di essere venuta a fare un giro qua in Consiglio regionale, dove te hai una traccia, ma te ancora te dà il tuo contributo. Tornen da Michele, allora tornon anzi, perché seria Feltre, tornon da Michele. Uno spunto interessantissimo mi viene in mente sentendo dal settore. Tite sa da linguista che in Israele nel 1948 Isaac Katà, dalla diaspora dei 18 secoli, con testimonianze antiche scritte solo che con le consonanti, che per quelle era l'ebraico antico, a dover ricostruire l'ebraico moderno. E nel frattempo aveva altre parlate, altre lingue, gli Yiddish nel mondo ashkenazita, ma diverse altre parlate specifiche
che non era più l'ebraico antico e non era ovviamente ancora l'ebraico moderno. Ovviamente i linguisti, che è una bella categoria perché tendenzialmente si va da tutti in cagnesco, mettesti de buona lena e con pazienza, scrivendo sui giornali, magari te vedeva su Haaretz, sulla stessa pagina, la stessa parola in due articoli vicini, scritta in maniera diversa. Linguisti accademici però no, gente improvvisata. Poteva essere i Brunelli, i Mocellin del mondo israeliano e altri, no, che seghenà de boni, de straordinari, e un po' alla volta, con rigore tecnico, competenza certificata come nel tuo caso e come quel per esempio del Mocellin, e però con la pratica, perché le lingue le vive, e arrivai nel giro di qualche decennio a una forma dell'ebraico moderno che ormai è quasi completamente condivisa, pur persistendo ancora alcune differenze ancora oggi nel modo di scrivere magari la stessa parola. Che te scrivete una grammatica molto tecnica, straordinaria per chi è appassionato di grammatica, ma non è come leggere un romanzo, no? È una roba impegnativa. Chi che volesse ve la consiglio veramente perché dà degli spunti straordinari anche sul parlare comune. Ma che percorso ritieni tu che potrebbe essere seguito dagli altri veneti? E eventualmente con che bisogni, con che presupposti? È una domanda non facile, perché anche per... te domando anche di... sì, no, ma no, tutto il tempo, ma di guardare, ecco. Sì, così torno a scuola con l'interrogazione. No, allora, a parte gli scherzi, ogni popolo secondo me ha da trovare la sua strada. Adesso mi non vorrei fare il guru del turno, però dico, dal mio punto di vista, pari popoli vale quel che vale per le persone singole. Cioè, te che da essere consapevole di te stesso, se te vuoi che dopo gli altri ti permetta di fare le robe. Perché a quel punto hanno te che da domandare il permesso, te lo fai, fino a che non arriva uno e ti dice no, guarda qua non ti puoi fare così, e ora ne parliamo. Il problema nostro, per come che la vedo mi, che dopo si sta alla base anche del fatto che ho deciso di fare un libro abbastanza fuori dagli schemi, è proprio questo. Cioè, mi come persona che so cresciuto parlando veneto e italiano, sono bilingue, anzi, da Menoni che ho passato il 60% dell'infanzia ero originario delle zone di Verona, quindi mi sono cresciuto parlando con la L come tutti quanti e magari senza la V perché uto edere che l'estaelo eccetera. Dopo vengo a stare a Bassan e invece uto edere che l'estaelo diventa vuto vedere che il gestaeo. Quindi ho vissuto anche in primis anche la differenza di pronuncia, ma la consapevolezza però che non era italiano e che però mi capivo e bastava cambiare poco per andare da qua. Dopo, come percorso mio nella vita di università, ho avuto modo di studiare linguistica, confrontando lingue diverse e anche gli approcci, i modi con cui si arrivai nella sua storia a fare certe scelte, piuttosto che magari invece semplicemente delle descrizioni linguistiche, eccetera. E a un certo punto ho pensato, ok, quello che mi posso fare per quel che so, per quel che ho visto, ok? E che a questo punto sento anche che goda farlo, nel senso che se no lei è il classico talento seppellito sottoterra. Quindi quel che posso fare, mi non posso arrivare sulle scuole e dire te che a fare così, così o così o così. Però quel che mi posso fare è fare un bel libro, dove invece che descrivere solo il mio quartiere o la mia città, cerco nei limiti di quelle che sono le mie capacità di dare una visione generale, facendo vedere cosa che è di comune sotto e cosa che invece si può diciamo lasciare basculare un po', mettiamola così, da una pronuncia all'altra. Faccio una bella descrizione, che metto dove possibile dei riscontri con altre lingue, perché? Perché quello che mi volevo fare era semplicemente due robe. Uno, che quando che uno ha dei dubbi, dice ma qua io Veneto, eccetera, se possa dire che ciao per questo libro, lesi e dopo ne parliamo, senza stare tanto là a discutere ogni volta delle stesse robe. Quindi pigrizia, se vuoi vedere così. Secondo, volevo mettere là una semenza e dire è il Veneto per quello che ho visto si è fatto così, così e così, così, che se questi punti in comune, queste differenze, se puoi fare in questo modo piuttosto che in un altro. Questa è una proposta, dopodiché il percorso bisogna cattarlo insieme, nel senso che sarà i professori, sarà i sociologi, sarà i giornalisti, come nel caso che diceva Davide Lovat prima, nel caso di Israele, sarà le persone
con le sue varie momenti di quotidianità, con le sue varie attività, che a partire da una consapevolezza e farà delle scelte. Mica vuoi da mettere là strumento della consapevolezza, se posso dirlo. E sforzandosi di capirsi, no, di scomunicarsi reciprocamente, no? Senza lei, se ne è una minima differenza, se va per capirsi, no per dirti da fare come che digami, giusto? Questo era il senso, cioè proprio di dire, guarda che potremmo mettersi d'accordo, abbiamo il materiale per mettersi d'accordo. Invece che le occasioni di scanarsi, tra virgolette, che abbiamo il materiale per mettersi d'accordo. E dopo si farà il percorso che sarà meglio fare. Pulito, grazie. Adesso invite qua quel che ha creato il casus belli praticamente, è sta Renzo Fogliata che mandandomi quel video un messaggio mi ha fatto venire i 5 minuti che non so. Grazie Renzo. Renzo Fogliata lo conosce tutti, da tanti anni anche lui impegnato nella valorizzazione della nostra cultura, in particolar modo della conoscenza della Serenissima, un oratore straordinario, ma lui è avvocato penalista abituale a ringhe in contesti anche psicologicamente difficili, quindi per carità tutti pensano che sia beneficiato di qualche sua conferenza storica, e poi è soprattutto un grande amico, per lei un sincero militante per la causa dell'autodeterminazione del Veneto, per cui sono veramente fiero, orgoglioso sia venire qua. E tra l'altro vai subito alla domanda, ti sei un avvocato veneto. L'importanza di questa definizione, che non è solo avvocato, e non è un avvocato del Veneto, ma è avvocato veneto, me l'ha insegnato Ivone Cacciavillani, che te conosceva bene. La Serenissima la veniva chiamata cosita proprio per la maniera particolare e unica di amministrare la giustizia e per la sua classe straordinaria dei legali. Dire avvocato veneto è un modo di qualificare una categoria che l'ha contribuito a definire il nome della Repubblica Serenissima. Ivone Cacciavillani lo scriveva nei biglietti da visita: Ivone Cacciavillani, avvocato veneto. Allora, te sei un avvocato veneto, con tu quel che vuol dire che magari te può anche spiegarti se te vuol, o integrarlo. Basta che penso che la Repubblica di Venezia si sia messa Serenissima proprio per il suo sistema giudiziario. Pensi tu che sarebbe possibile, anche al di ancora, di esercitare la tua professione parlando in veneto, o credi tu che mancaria i termini giusti? Se può parlare pulito, parlare erudito anche in veneziano, secondo te? Ma intanto grazie di avermi invitato, sono molto contento e molto orgoglioso di questa occasione, ma vado subito al punto, ma certamente sì. Il Veneto, i patrizi veneti non si sognava in maggior consiglio in Senato di parlare toscano, anche se è proprio la cultura umanistica veneta, veneziana, che paradossalmente porta avanti l'italiano, l'epopea di Pietro Bembo, eccetera, eccetera. Non stiamo qua a perdersi. Però, ripeto, basta essere i diari di Marin Sanudo, basta vedere, insomma, questo è fuori di ogni discussione. E che fosse un veneziano, un veneto colto, anche questo è fuori di ogni discussione. E mi sopporta proprio per il collegamento con l'avvocato veneto che fa Taitase, il titolo è anche di una commedia di Goldoni, per la precisione dell'avvocato veneziano, in cui c'è una disputa, quindi si poneva già il problema della lingua, perché c'è una disputa giudiziaria in cui una donna e un uomo litiga per questione di patrimonio e nomina un avvocato bolognese, quindi tradizione romanistica, e chiaramente parlava già all'epoca in toscano, e io nomina un avvocato veneziano. All'epoca, che non c'era pregiudizi, si poteva fare addirittura mettere insieme due culture diverse nel stesso processo, due sistemi giuridici diversi, visto che qui oggi era il tempo da scordare, né altri oggi siamo invece qui a libertà. Bravo. No? Ecco, tanto per dire. Bene, e Goldoni mette molto in evidenza questo contrasto in cui l'avvocato bolognese, soprattutto con atti scritti, tira fuori tutta la sua erudizione di tipo romanistico. E l'avvocato veneziano risponde in veneziano. Risponderò
col mio Veneto Steel. Faccio notare un'altra roba, Veneto Steel, Veneto Foro, Veneto Testo, perché dovesse avere che purtroppo questa colonizzazione di cui parlava Ettore, qua a Venezia scava un solco profondo dove molti veneziani, se mi sono veneziani non so Veneto, no? Ha questa stupida, ottusa mania. Risponderò col mio Veneto Steel secondo la pratica del nostro foro, che vale a dire col nostro nativo idioma, che equivale nella forza dei termini e dell'espressione ai più colti e ai più poeti del mondo, quindi netto, ceto e secco. Risponderò con la lese alla man, con la lese del nostro statuto, che equivale a tutto il codice, a tutti i digesti di Giustinian, perché fonda sul giusto de natura, dal quale sono derivate tutte le leggi del mondo. Ma lascerò da parte quelle e il testo imperiale perché avevo il nostro Veneto testo, abbondante, chiaro, istruttivo, credendo di dar qualche risalto al nostro Veneto Foro, il quale si è rispettato da tutto il resto del mondo, avendo avuto più volte la preferenza di ogni altro foro d'Europa per decidere cause tra principi e tra sovrani. Quindi la risposta, se si può dare, certamente si può dare. Se questione politica, se scelte politiche, che se testi dei linguisti, che sono un linguista veneziano di cui non voglio fare il nome, non serve, che ha scritto sul veneziano e ha avuto il coraggio di parlare del veneziano del Medioevo, far sottili distinguo, andare a vedere i termini dell'epoca, l'evoluzione, eccetera, eccetera, e a un certo momento dice, verso la fine del libro, ma qui siamo passati in 3 righe. Sì, già era effettivamente una lingua, ma dopo l'unità d'Italia è un dialetto, punto. Chiaramente non c'è niente di scientifico, no? C'è tutto poetico, quindi se potrebbe fare ancora una bella ringa spettacolare in veneziano, ma certo che sì, forse sarebbe anche più bella che quella in toscano. Poeticamente si può fare? No, in questa situazione poeticamente non si può fare. Grazie. Beh, ma allora, visto che te mi stimoli su questo argomento, subito torna a far presente che in Italia ne 12 minoranze linguistiche riconosceste e se ti sei a Udine ti insegna anche il furlan, se ti sei in Val Badia ti insegna anche il ladin, ed è perfino il telegiornale in lingua ladina che passa su Rai 3, se ti sei del Ghero ti insegna anche il catalan, ma se ti sei veneto no. Non si può insegnare a scuola il veneto ai veneti, perché se no non si sa cosa che possa succedere. Parlando se chiaro, Renzo, secondo te perché noi altri, e sol che a noi altri, ne nega un diritto che te me lo insegna a te e sarebbe perfino tutelato dalla Costituzione? Mi sbagli? No, non ti sbagli affatto, l'articolo 6 della Costituzione, tutte le minoranze linguistiche, e come che ti ha detto te che ne elenca la legge ordinaria, che ne elenca una serie, tra i quali il furlan, perché interessante quello che diceva Brunei prima sul spagnolo, su lingue straniere, ma l'esempio che avevamo anche dentro, la contraddizione della Repubblica Italiana e dei nostri veneti che dice ma qua è o Veneto, non esiste il Veneto, esiste il Vicentino, il Veronese, il Padovan, che è di una stupidità folle anche sul piano storico, perché Ferguson scriveva più di 15 anni fa, e ragione per cui si capimmo tutti, il dominio della Repubblica Veneta dal 1405 fino alla caduta della Repubblica, anche se la Repubblica Veneta non imponeva assolutamente niente, ma per questioni naturali ha spandesto anche il veneziano, che ha una serie di varianti, perché in realtà è che quello che si parla in giro per il Veneto, in Istria, eccetera, è un veneziano con tutta una serie di varianti locali. La ragione è molto semplice, che l'Italia non ha nessun interesse e nessuna volontà di ricostituire una coscienza del popolo, cui uno dei vettori principali è la lingua. Quindi chiaramente non c'è nessuna volontà. Ripeto, la contraddizione interna dell'Italia è proprio questa, che ha riconosciuto il furlan. Non stai a dirmi che l'udinese è compagno a quello che si parla a Tolmeso, a quello che si parla a Cividal, spesso è profondamente diversi. E come mai ha riconosciuto la lingua friulana? E mi che ho parlato con Ori so che ognuno dei Ori nella sua scuola studia il suo furlan e nessuno ha niente da dire su questo. Quindi è a contraddizione che abbiamo proprio a qualche chilometro fuori e delle leggi stesse della Repubblica Italiana che riconoscono una lingua con tutte le sue varianti. Quindi basta questo, insomma. Ma stiamo a parlare veramente del niente, no? Questa è solo stupidità e ignoranza, non cos'altro.
prova a stimolare la tua parte da trascinador però anche. Perché te sei un che da tanti anni come me e come Ettore più di tutti, e gira per i territori veneti per fare conferenze delle storie della Serenissima. Penso che qua tutti quanti te abbia sentito il manco una volta o più di una. E il Veneto te lo conosce in lungo e in largo. Te parlo che non si capisce fra di noi altri, anche se parlo con qualche differenza. Non ti capita anche a te di sentire quasi fisicamente l'appartenenza comune al stesso popolo? E come la definiresti tutti questa identità comune che la fa dire di essere veneti? Bella domanda. Allora, in parte già rispondesto, cioè che sia il fattore di lingua comune è talmente evidente. Io ormai che parlo come sape bene, insomma, l'italiano in un certo modo perché faccio una certa professione, eccetera, però con gli amici, con tutti i miei amici, parenti, eccetera, mia mamma, mi scrivo solo in veneziano, anche scrivo in veneziano. Se mandiamo i messaggi sempre, no, sempre. Non lo so, ma mi scrivo tutto in veneziano e basta ormai, anche con gli amici del liceo, si scrive in veneziano. Quindi che sia una lingua comune, un sentir del popolo comune. Poi mi sono facilità dal fatto qua che se mia mamma de Coneglian, quindi Sinistra Piave, mi sono messo veneziano e meso Rassa Piave. E per esempio, faccio un esempio, mi ricordo velocissimo, Cogero Tosetto, mia mamma che aveva delle espressioni idiomatiche molto particolari, una di queste era non ti lo trovi neanche a tigare a cercarlo col feraet, a parte la tronca tipica della Sinistra Piave, feraet, nella mia ignoranza folle pensavo ferro, cosa se no. E dopo vado nel tempo, scopro che noi altri adesso veneziani diciamo più italianizzai, diciamo il fanale è il fanal, ma scopro che i nostri nonni diceva il faral, ma dopo scopro anche che invece nelle relazioni dei capitani da mar che aveva appunto a Pupa di Agaera che aveva il faral e che chiamava il feral, e quindi scopro che mia mamma col suo coneglianese parlava veneziano antico, il feraetos, il piccolo feral, il feraet perché se tronco in coneglianese, più di così. Ma volevo dirvi questo, tanti di voi altri forse la conosce già. Bastaria anche a dire che i nostri amici qua ignoranti, che si appena qua fuori da sti muri, dire che semplicemente citare quella bellissima espressione del Pontico Verunio, quel linguista umanista beunese peraltro, a proposito di unico popolo, che commenta la grammatica del Guarino, siamo alla fine del 400, una grammatica greca, e il dice in latin del Veneto, pulcherimus et doctissimus omnium sermo, è il più bello e il più dotto di tutte le lingue, in quo tota redolet lingue greche maestas, nel qual profuma tutta la maestà della lingua greca. Fantastico. Renzo, grazie. Grazie. Andando verso la fine, ancora una domanda per te. Mi so che per esempio, te ha fatto un accenno di prima, mi so che per esempio le lingue medio-slave le ha adattate i caratteri latini per la sua pronuncia. È stato tra l'altro un eretico che è stato anche a Brusà, Jan Hus, che però era linguista, magari se si limita a fare il linguista era meglio, che l'ha introdotto certi caratteri, se aveva presente sulla C, sulla S, che insegna un modo diverso di pronunziare quelle lettere, che è tipico di quelle lingue. Anche a noi altri si ha delle volte quando si prova a scrivere il bisogno, la Z, la S, la C, di segnarle diversamente. Però è quasi un tabù per certe persone. Come la vedi tu? Ma mi la vedo facile, nel senso che la lingua è quella che si parla, scriverla è un strumento, è un mezzo, ok? Dunque, come che dico delle volte al lavoro ai miei colleghi, goda sapere l'orto, me faccio a sapa che mi serve. Quindi basta che ci mettiamo d'accordo, e qual era il senso anche del libro, di dire ok, guardiamo la situazione sul campo, guardiamo quel che ne serve, magari guardiamo cosa che abbiamo già nella storia, magari, dico a caso, magari può darsi che vediamo che nel Medioevo a C, quella qua Seviglia, quella la francese del Savant, magari guardando nei testi del 1300-1400 scopriamo che era Venete che usava già. Quindi non dobbiamo magari inventarsi niente, dico così casualmente, no? Sì. Comunque dico, la lingua è viva, no? Basteria trovare un accordo. Vedere cosa che adesso, perché si è passato
200, 300, 400 anni, vedere se magari qualcuno dei miei antenati che aveva già avuto qualche idea e casomai ciapare l'idea, adattarla un attimo al fatto che si passa qualche secolo e magari mi viene fuori strumento senza tanta fatica, con poca di umiltà, di guardare fuori dal mondo gli altri cosa che ha fatto e di guardare i miei antenati cosa che ha fatto e di saper parlarsi, come si diceva prima, senza scanarsi. Bene, allora in chiusura, siccome ancoi mi permette su sta roba, sempre in amicizia, ancoi da anche odie, che era latino quest'oggi, l'arcaico dopo che le varie declinazioni locali, ma se si capisce, no? Ancoi doveva essere anche Riccardo Szunski, che però per un motivo familiare non la potesse essere, che però prima di tutto e vi saluto a tutti quanti, perché se sono qua mi e lui, e soprattutto per merito suo, è lui che l'ha fatta da trascinatore in campagna elettorale, quindi che va riconosceta sicuramente sta roba. E se dopo mi ho le mie fantasie che mi portano a fare queste robe, è perché fa parte della specificità di ciascuno. Vi porto il suo saluto ricordando che lui da sindaco faceva i certificati di nascita così nascesti in Veneto e l'aveva i certificati di matrimonio così maridai in Veneto e si fece chiamare Mariga che è titolo dei colmelli locali della provincia di Treviso una volta, che era quasi l'equivalente del sindaco. L'ha fatta una volta anche gli indicatori durante la fiera a Santa Lucia de Piave, aveva fatto le indicazioni in lingua veneta, uno girea con le indicazioni in veneto e dopo, non da ultimo, da un punto di vista simbolico per me è stata la roba più potente, lui portava la fascia veneta nelle occasioni dove che non era de obbligo portare quella tricolore che le de obbligo, tutte le altre volte lui metteva quell'altra e qualcuno lo ha anche imitato, tanto che se può farlo adesso, è stata l'apripista. Per cui noi altri avevamo due persone disponibili a portarle avanti tutte le nostre battaglie, tutte, perché qua se a fare la decisione di partecipare alle elezioni di far parte del sistema istituzionale italiano, però noi altri sono veneti e come diceva nel comunicato di ieri chi lo ha all'est, se l'esponente della nuova formazione Futuro Nazionale strumentalizza San Marco in funzione anti-25 aprile, no, vuoi ricordare che San Marco prima di tutto era il primo evangelista, era una questione cristiana, se lo festeggia da 15 secoli, da quando il calendario l'ha introdotto i santi. Secondariamente qua è nascesta una civiltà in nome di San Marco, che è eroi che ha donato la vita in maniera anche clamorosa e eclatante, dei veri martiri oltre che eroi in nome di San Marco. E ve lo dico anche alle persone qua che resta agli atti, per sta roba la vai diretta e resta anche per sempre, per me, democraticamente parlando, l'unico significato del futuro nazionale è nella Terza Repubblica Veneta. Qua sarà quando che sarà, in sto momento i territori della Repubblica Veneta è sotto la giurisdizione della Repubblica Italiana, da 80 anni in qua, nella Repubblica Italiana, ma qua fuori ne cale larga 22 marzo, Palazzo Ducale le 300 metri più in là, ho ancora la speranza che i veneti possano riscoprire attraverso la sua lingua, attraverso persone che meritevoli di riscoperta identitaria, attraverso la consapevolezza, torni a essere serenamente fieri di essere veneti, un popolo in mezzo agli altri popoli, senza pensare di essere né meglio né pedo, ma quel che sono. Per cui viva San Marco. Grazie a tutti.